Zio Peppe, altri personaggi famosi di... Ah, ma voi fumate, zio Peppe? Poi pure sigaretta, E bevete pure? qualche bicchierino di vino ogni quarto d'ora. Ah, poco allora, siete Ogni quarto moderato? d'ora, no, ci assai perché ci assai non si può bere. Mm. Fa male assai, massimo un litro all'ora. Zio Peppe, personaggi famosi della radio, chi era questo Don Luigi del Furlone? Poi Giro Furlone. Era una brava persona, era uno che soccredeva, ancora voleva battere, come si dice, voleva battere la strada, capito bene. Chi gli fosse stato femmina fosse stata la più grande puttana, scusate. E come sta adesso? Non c'è più? Saluto a noi, è morto la gente prima. Scusate, ma chi è vivo adesso di Radio Jolly? E che ne sai, non lo so. Io sono vivo, grazie a Dio, sono vivo e per tremendo non muore ancora. No, voi siete immortali, cioè siete come una specie di entità trascendente. Ma io non dico che sono un mortale, ma sono questo però. Zio Peppe, ma c'è molta gente che non crede, non crederà che voi siete veramente voi, penseranno chi stai nato, non è il Zio Peppe Io sono originale. nato da Giuseppe Sorrentino, nata a Marana di Napoli, a Marana di Napoli, 3 marzo 1905. E tenete 104 anni, mo. 104 anni, facetto la festa 3-4 anni fa. Sparai pure fuoco, sparai. Festa, festa, con la T. E che poteva essere allora? Voi avete detto un'altra cosa. Ma voi siete sporco proprio, guardate, siete l'uomo sporco. Voi avete detto. Ma io non mi permettevo. Vabbè, Sì. volevo solo. Quindi la festa non vi interessa più, Don Peppe? No, hanno fatto 4 anni fa, mi ha detto pure il sindaco, mi ha detto. Che sindaco? Il sindaco di Pure il Marano? sindaco di Marano, mi ha detto che portai una candela, che mi appiccicai pure questa candela, portai una marrone di candela vicino a me, una candela che la maneggia, ti portai la soldi. Quindi voi siete contento che il vostro mito continua ancora oggi via internet, che vi guardano ragazzi di 20 Ma a anni? me guardate, loro mi vedono, non bevo a nessuno, non voglio sapere niente di nessuno, ma mi ha fatto vecchio, ma ci ho trovato tutti i pensieri da capo, ma il tello è morto, sono bene come sono, Quindi non vi importa niente di non mi internet? interessa di nessuno di più a me. Boh, se io, quando venite qua, la prossima volta che venite portate qualcosa, se no devo cacciare via fuori. Vabbè, abbiamo portato i vasetti di Nutella, non bastavano. A me mi piace il tonno, Che tonno, che marca di il tonno? Mari tonno, blu. come? O mari blu. Maro blu. Maro blu. A me piace il tonno quello sott'olio. Ma scusate, Don Peppe, voi siete una Dici, persona di un'altra generazione, dovreste essere abituato a sapori genuini e invece vi piacciono queste... no, che si cose che sono comode, che uno sarà una scatoletta e se la mangia, Voi capito? fate pubblicità con questo. Sì, Mm. La carne simmentale. la cimentale è buona, la Mi piace cimentale è ancora. speciale, guardate. Mm. Credo che tenga la vacca vicina. Mi piace. Sì, La tulip? Tulip, o tuppe chi? tulip. Di qualche... Prosciutto francese. No, se roba là con la mangia, Nutella, sa, Nutella, Nutella sì. mi piace assai, guardate. Ma però come... E quando me lo portavano, quando si va alla radio a giallo, mi portavano i boccacci di rosso, una volta mi portavano un boccaccio, era una ramiciana, era. Ma invece Maitella cucinava lei. Sì, teneva la cantina, diciamo, teneva la cantina sopra Nazaretta. E quali erano le cose che più vi piacevano che cucinava? Come faceva, che lo faceva bene un pesce frivo buono, troppo buono, guardate. Il pesce, Marittella, c'aveva a che Eh, fare col pesce? beh, ma poco avete capito voi. E che Marittella sapeva maneggiare molto bene il pesce. Roba fritta, poi, Cioè prendeva il pesce e lo metteva nell'olio bollente sì, e non faceva un po' male. ma no, quando mettevo in dall'olio non ci faceva male. Anche in quello bollente. Quando mettevo in dall'olio non ci faceva male. Sasiccia. Sì, tutto cose. Melenzane, Mulignano, sì. peperoni, Tutto, era zucchini. bravo, di cucciello, sì. Era brava soprattutto con queste cose lunghe, vegetali. Sì, guardate, tale e quale la vostra sorella. Ma faccio capire dove volete arrivare, voi siete uno sporco, sapete? No, io non sono uno Siete uno sporco. sporco, siete uno sporco, siete. Così. Ah, faccia due cazzo, gli hanno sono state da terra, da scassetta lo prevede. No, non permetterei Allora, mai... fanculo, gli hanno da parte e poi, andiamo. No, non Forza. Peppe, no, Nicola, secondo stuomo di merda. Nicola! Chi è Nicola? È mio fratello. C'è il vostro fratello qua? Sì, Ma è più piccolo o più grande? è più piccolino. Quanti anni tiene? Gli hanno detto, ma vedete, mannaggia, ma ti archiate da parte e poi.